Adriana, ennesima stagione nel Permac, oggi prima di Coppa, dopo soli 7 giorni di allenamento, contati proprio. Come esordire meglio di così con un gol? No, sono contenta per il gol e anche per la prestazione della squadra. Eravamo un po' stanche, però ci sta, siamo all'inizio della preparazione, è la prima partita ufficiale che facciamo e niente, ci stiamo allenando bene per preparare il campionato. La solita Adriana De Martin che con il guizzo nell'area piccola realizza la rete. Oddio, solita, diciamo che negli ultimi anni non ho segnato tantissimo. No, ero nel posto giusto, al momento giusto e è andata bene così, dai. Dicevi un po' stanche, giustamente, e si è visto proprio nella ripresa. Sì, faceva caldo, che in questi giorni allenandoci la sera non c'era questa temperatura. Anche per loro è la stessa cosa, però lo abbiamo sentito parecchio, gambe un po' pesanti, però vabbè, siamo in preparazione, quindi pian piano la condizione migliore arriverà. La Coppa prevede questo, in settimana il Vittorio sta fermo, domenica prossima, però c'è un amichevole. Sì, un amichevole per mettere minuti sulle gambe, trovare la condizione migliore e arrivare più preparata alla prossima partita contro il Padova. Allora siamo con Carlotta Gava. Sei venuta qui a Vittorio Veneto quest'anno, esordio oggi in Coppa Italia nel finale. Sì, oggi ho esordito per la prima volta a Vittorio, mi sono trovata bene con le compagne, con il mister, le ragazze mi hanno dato una mano in campo e quindi mi hanno anche aiutato da giocare la prima volta e le ringrazio tutte. Il mister ti ha detto qualcosa di particolare prima di entrare in campo? Sì, mi ha detto che dovevo andare convinta di dare tutto quello che avevo e che l'importante era che ce la mettessi tutta. Poi il resto, la preparazione fisica e tecnica arriverà con calma. Ben ritrovato mister, ricomincia l'annata del Vittorio Veneto, quest'anno prendi in mano la squadra dal primo giorno, 2 settimane di preparazione, oggi la prima giornata di Coppa, un paio di valutazioni insomma. Però sono contento di aver incominciato da agosto con le ragazze, così abbiamo tutto il tempo necessario per riprendere dove abbiamo finito lo scorso anno. Oggi è stata la prima partita ufficiale, avevamo solo 7 allenamenti sulle gambe, quindi alle ragazze non potevo chiedere di essere al top. Lo sapevo io, lo sapevano loro, quindi sicuramente dovevamo andare in difficoltà. Siamo andati in difficoltà qualche volta. Soprattutto nella ripresa? Sì, soprattutto nella ripresa, infatti ho fatto i 5 cambi cercando di dare più freschezza, più gamba alle ragazze. Hanno sofferto tutte quante insieme, quindi fino all'ultimo minuto, e un'ottima vittoria, buoni 3 punti senza prendere gol, e adesso ci rimettiamo sotto durante la settimana per riprendere la preparazione. Era magari quello che sognavi, non prendere gol proprio? Sì, no. Allora, lo scorso anno abbiamo chiuso il campionato come seconda miglior difesa, quindi come dicono gli allenatori, quelli bravi che si vedono per televisione, il campionato lo vince chi ha la miglior difesa, quindi incominciamo da quello. La base deve essere solida e deve dare sicurezza, poi chiaro che bisogna fare anche gol, però abbiamo tutto il tempo per lavorarci. Hai cominciato diciamo con la formazione tipo che potrebbe affrontare il campionato? Ho incominciato con la formazione dove si conoscono di più le ragazze, quindi non avendo avuto molto tempo per lavorare, erano quelle che lo scorso anno hanno giocato più minuti, e insieme alla Michela Martinelli che si è inserita benissimo sia nel gruppo che negli schemi, quindi ho pensato di mettere loro, però ho 22 ragazze tutte che lavorano sodo, tutte che hanno voglia di imparare, tutte che hanno voglia di fare il bene per questa maglia, quindi ho solo l'imbarazzo della scelta. Dicevi di cominciare proprio la stagione, però c'è già una pausa, visto come è messa la Coppa quest'anno, comunque ci sarà un amichevole. Sì, io sono contento di aver vinto, perché abbiamo passato anche così, domenica questa non giochiamo, possiamo lavorare bene questi 15 giorni, mettere benzina sulle gambe e sistemare alcune cose, quindi abbiamo in programma amichevoli e molti allenamenti, tutto nella norma insomma. Siamo con mister Minio. Mister, al termine della partita di Coppa odierna, prima giornata, prime indicazioni anche per la sua squadra. Sì, intanto faccio i complimenti alle mie ragazze perché si sono messe là a giocare, sono molto contento visto che sono 2 settimane che lavoriamo, abbiamo ancora molto da mettere sulle gambe, quindi sono contentissimo e complimenti ancora a loro. Sconfitta comunque, però c'è da dire che il Venezia è venuto fuori nel secondo tempo. Sì,
Sappiamo insomma che il Vittorio oltre ad essere una buona squadra ha mentalità di campionato, quindi è difficile sempre giocare contro questa squadra. Hanno fatto i primi 20 minuti, 25 alla grande, quindi noi squadra giovane un po' in difficoltà, poi siamo usciti alla distanza e abbiamo avuto anche 3-4 occasioni per fare gol e verranno quando avremo più ossigeno, penso, sulla testa, questo sì. È più nitida la traversa sicuramente, c'è da dire proprio che meritava anche il pareggio. Sì, questo non sta a me a dirlo, cioè io le mie indicazioni le ho prese, so dove dobbiamo continuare a lavorare e sicuramente, cioè, quello che si è visto in campo credo sia lì. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare gol, un gol penso ce lo meritavamo, credo. Tutto fieno che potrà andare in cascina per l'inizio del campionato fra un mesetto circa. Ora la Coppa prevede la squadra sconfitta sia di scena domenica prossima, in questo caso ci sarà il Padova. Sì. Sai, cioè io sono abituato a pensare alle partite domenica per domenica. Domenica tocca il Padova e ce la giocheremo. Sappiamo che sarà una partita difficile, perché quando giochi contro queste squadre qua, che comunque è sempre un derby, gli avversari ci mettono il 200%, quello che dovremo fare noi, che continueremo a fare, e sicuramente vedremo cosa succederà. Insomma, noi siamo qui pronti per ripartire.